Buon pomeriggio, eccoci a questo nostro secondo appuntamento con Verdi, genio italiano del Risorgimento. Ricordiamo che questo incontro viene trasmesso in streaming sul canale YouTube di Spazio Aperto. Tale incontro, come i precedenti, fa capo al progetto Centro di Cultura Musicale dell'Associazione Il Melograno, che ringraziamo insieme a Spazio Aperto che ci accoglie e al Comune di Santa Margherita Ligure per la sua compartecipazione. Ricordiamo gli incontri che si sono già svolti nel 2020, il Barocco da Monteverdi a Endel, Fidelio, Amore e Libertà, e gli incontri del 2021, il teatro musicale di Mozart, il preromanticismo da Goethe a Beethoven, il XIX secolo, sentimento, natura e libertà, e la prima parte di Verdi, genio italiano del Risorgimento. Vi ricordiamo che ancora sarà disponibile nel febbraio del 2022 un altro incontro su Wagner e il tardo romanticismo. Vi ricordiamo ancora che potete trovare a supporto di questi incontri dei brevi articoli sul sito www.musicaemusica-sml.it a supporto, ripeto, a guisa di dispensa di questi incontri. Dunque ritorniamo a questo nostro Verdi. Il musicista non ha scritto solo melodrammi, ma soprattutto in età giovanile e prevalentemente per la Società Filarmonica di Busseto anche tanta musica strumentale. Sinfonie, arie, duetti, messe, vespri, notturni, musica da camera e pezzi per vari strumenti, flauto, clarinetto, fagotto, corno. Ha composto musiche su versi di Manzoni, su versi di Dante, musiche d'occasione. Un inno suona la tromba su parole di Mameli, voluto fortemente da Mazzini, un inno delle nazioni, una cantata con libretto e parole di Boito per una grande esposizione universale di Londra del 1862. Ancora famosissima e famosissimi i pezzi sacri, 4 pezzi sacri: Ave Maria, Stabat Mater, Laudi alla Vergine e un Te Deum, e la stranota messa dal Requiem per 4 voci, coro e orchestra, eseguita per la prima volta nel 1874 nella chiesa di San Marco a Milano per celebrare la morte di Manzoni avvenuta l'anno prima. Fra le musiche di vario tipo ricordiamo anche un valzer in fa maggiore per pianoforte del 1859, curiosità, Nino Rota lo riprese più avanti, musicista quasi nostro contemporaneo, con un'opportuna orchestrazione per la colonna sonora del film Il Gattopardo. Verdi non ha mai cessato di evolversi e di trasformarsi. Fu sempre un meticoloso sperimentatore, vicino ai gusti del pubblico senza mai rinunciare ai propri convincimenti. Per convenzione tutta la sua produzione operistica è stata suddivisa in periodi. Un periodo giovanile, un periodo che Verdi stesso definì anni di galera, un periodo di mezzo e un altro momento legato a composizioni di opere che la consorte Giuseppina Strepponi definì opere moderne che costituiscono lavori della maturità tra il 1860 e il 1870,
fino ad arrivare a Otello e Falstaff, di cui fra poco parleremo, lavori della senilità. Ovviamente in questa lunga produzione Verdi ha avuto modo di maturare, di sviluppare il proprio stile, passando da impegno civile, analisi dei personaggi singoli con profondissima acutezza psicologica, fino all'analisi di personaggi stagliati su fondi, su panorami più complessi. È passato dall'uso tradizionale delle strutture dell'opera, arie, duetti, cori, atti, scene, fino ad arrivare ad un canto continuo che ha utilizzato elementi del discorso parlato, ad una melodia ampia e fluida. Addirittura negli anni della senilità Verdi, mentre stava nascendo la stella di Wagner, ha accolto le tessiture orchestrali, motivi melodici, strutture armoniche, temi di largo respiro molto vicini a Wagner, pur non condividendone la concezione drammaturgica. Nel 1847 vanno in scena alla Pergola di Firenze 4 atti del Macbeth su libretto di Piave, dal dramma omonimo di Shakespeare, il quale a sua volta si era rifatto a delle cronache del 1500 di Honshed e di Ettore Boezio. Il dramma era stato già tradotto in italiano. La prima fu una scrittrice veneziana, Giustinia Regnier Michiel, ma certamente Verdi si era ispirato a una più recente traduzione del teatro completo di Shakespeare di Carlo Rusconi. Verdi si era raccomandato a Piave di usare per quest'opera un linguaggio sublime e solo per le streghe triviale e stravagante, ma il librettista inizialmente non lo accontenta, tanto che Piave riceve una lettera piena di insulti. E Verdi, adirato, affiderà gran parte della revisione a Andrea Maffei, un intellettuale di spicco nella Milano del tempo. L'opera si rifà a un personaggio realmente esistito, un re di Scozia regnante fra il 1040 e il 1057, come pure personaggi realmente esistiti, re Duncan, il figlio Malcolm Commor e ancora esistenti il castello di Glamis, il paese di Cawdor e la foresta di Birman. Riconciliato con Piave, Verdi affida di nuovo al librettista la revisione dell'opera per Parigi, anche perché sollecitato dal Carvalho, direttore allora del Théâtre Lyrique. Ma ancora una volta Piave lo delude, tanto che viene licenziato e Verdi affiderà definitivamente il lavoro alla revisione del libretto a Andrea Maffei. La trama è una trama estremamente violenta, i personaggi sono accecati da un'idea di potere non focalizzato su un determinato oggetto, ma un'idea di potere totalizzante. In quest'opera troviamo una strettissima relazione fra musica e parole. La voce deve essere così flessibile da far emergere la malvagità insita in questi caratteri. Verdi si era raccomandato di cantare senza cuore. Inoltre si era raccomandato anche di curare in modo particolare il coro e il macchinismo, l'aspetto quindi scenotecnico dell'opera che doveva rendere i momenti fantastici e l'apparizione delle streghe.
L'azione si svolge in Scozia, nel castello di Macbeth e nell'ultimo atto sul confine tra Scozia e Inghilterra, nell'XI secolo. La vicenda si apre in un bosco con un coro di streghe, l'orchestra ci fa sentire tuoni e lampi e dà già la tinta della notte. Le donne si esprimono con modi grotteschi e triviali. Si imbattono in queste streghe Macbeth e Banco, generali del re Duncan, tornati vittoriosi da una battaglia. Ricevono 2 profezie. Macbeth sarebbe diventato sire di Cawdor e Banco progenitore di re. Una marcia militare annuncia una lieta novella. Macbeth è proprio diventato e nominato sire di Cawdor per la morte del precedente signore. Subito invia una lettera alla moglie, Lady, che in una grandiosa scena ed aria legge la lettera, presa da smania di potere e convinta di dover incitare il marito al delitto. Un frenetico scoppio di musica brillante annuncia proprio l'arrivo del re Duncan, ospite nel castello dei Macbeth. La donna è sempre più presa da smania di potere e canta con tono ora gridato, ora insinuante e misterioso. Spinge il consorte ad uccidere re Duncan durante la notte. Meraviglioso il monologo del pugnale. Macbeth è atterrito. L'orchestra ci fa sentire proprio il sussulto e le angosce che prova il consorte. Il delitto viene compiuto, sono accusate ingiustamente 2 guardie e sospettato pure Malcolm, il figlio del re, che è costretto a fuggire. Tutto confluisce in una stretta finale del coro dal tono orrifico e di una strana religiosità. Ma delitto chiama delitto. Lady Macbeth emerge sempre di più come creatura della notte, cinica e indifferente. Ordina al consorte di uccidere Banco e il figlio per evitare qualsiasi altra complicazione. In una magnifica sala del castello i coniugi Macbeth offrono un banchetto. Qui si alternano brani solistici, corali, strofe, recitativi. Un eccezionale brindisi della donna evidenzia con una ricercatezza, una raffinatezza di gorgheggi la sua maschera. Durante il banchetto viene annunciata appunto la morte di Banco, ordinata da Macbeth, con tremoli di violini e viole. Macbeth, durante la cena, vede seduto al tavolo lo spettro di Banco per ben 2 volte. La consorte lo umilia, gli dice di vergognarsi fra lo sgomento collettivo. Ritornano di nuovo le streghe che invocano gli spiriti d'oltretomba. In un'oscura caverna, attorno a un calderone ribollente, Macbeth si reca da loro per conoscere il proprio futuro. Qui riceve altre 2 profezie. Nessun nato di donna gli avrebbe nociuto e non avrebbe avuto problemi finché la foresta di Birnam non si sarebbe mossa. Tromboni e un suono sotterraneo di cornamusa accolgono le apparizioni evocate dalle streghe. Un capo coperto da un elmo, un volto di fanciullo insanguinato e 8 fantasmi di re, l'ultimo dei quali, Banco, regge uno specchio nel quale vengono riflessi tutti i suoi discendenti. Macbeth sviene in un'atmosfera soffusa e soprannaturale, con trilli di flauto, suoni d'arpa e tremoli di archi,
arrivano gli spiriti dell'aria, quasi alter ego delle streghe, che tentano di rianimare Macbeth e poi spariscono in un pianissimo di eterei fruscii. Intanto i profughi scozzesi, attraverso la voce di Macduff, generale del re ucciso, invocano la ribellione, invocano la battaglia e piangono lo sterminio delle famiglie, delle loro famiglie e la distruzione della loro terra. Ma prima che Macbeth si lanci nella battaglia, c'è una famosa scena di sonnambulismo, impressionante analisi del subconscio. Lady Macbeth, di fronte a un medico, ad una dama, tenta di fregarsi le mani che vede continuamente insanguinate. Il suo canto libero fluttua fra declamato e melodia. La donna poi sparisce, intuiamo il suo suicidio fra fremiti e frantumazioni ritmiche. Avvisato della morte della consorte, Macbeth sembra incurante, precipita in una sorta di nichilismo e si lancia in battaglia, quando la foresta di Birnam si muove, perché i soldati inglesi si erano mimetizzati con delle fronde di albero. Nell'edizione fiorentina Macbeth muore in scena, ma per Parigi Verdi costruisce un grandioso fugato. Macbeth si scontra con Macduff, il quale, non nato da donna, perché in realtà nato con una sorta di parto cesareo, e fuori scena, nel loro scontro, intuiamo che Macbeth viene ucciso. Un coro finale acclama Malcolm quale nuovo re. Questo lavoro ci pone di fronte alla constatazione del male nella natura umana e a un desiderio di potere, ripetiamo, non focalizzato su un determinato oggetto, ma talmente assoluto da diventare ossessione, da far perdere il controllo della morale e il contatto con la realtà. Le streghe, alle quali dobbiamo dare credito di realtà, altrimenti non avrebbe potuto proseguire la storia, diventano anche spinta illusoria per questi due coniugi, per queste due menti che abitano una condizione psicologica misteriosa e imprevedibile. Quando affiorano inconsci sensi di colpa, si arriva ad una pazzia che toglie all'individuo ogni libertà di decidere del proprio destino. Nel 1867 vanno in onda vanno in scena, quasi cinematograficamente, i 5 atti del Don Carlos, Grand Opéra. Librettisti Joseph Méry e Camille du Locle. Da una tragedia omonima di Schiller, l'azione si svolge parte in Francia, parte in Spagna intorno al 1560. Il dramma è lungo e dalla genesi molto complessa. Schiller era già conosciuto in Italia sia in una traduzione del Maffei sia in una traduzione francese di Xavier Marmier. Verdi aveva preso l'impegno di musicare quest'opera per l'Esposizione Universale di Parigi del 1867, voluta da Napoleone III, che fra l'altro aveva invitato i coniugi Verdi ad una cena. Verdi si era adattato quindi ad accogliere in quest'opera anche quelle caratteristiche spettacolari del teatro francese. In realtà, prima di Verdi, altri musicisti in Italia avevano trattato questo tema, tanto che Verdi inizialmente in prima battuta rifiuta l'incarico perché è impegnato anche con i Vespri siciliani.
Poi, affascinato dai temi schilleriani, accetta il lavoro, soprattutto interessato dal rapporto fra politica ed etica. Durante la genesi dell'opera, Verdi modifica tantissime volte tutta la costruzione, fa proprio degli esperimenti di montaggio, tanto che in tutto abbiamo addirittura ben 5 revisioni. La cornice storica fa da sfondo a conflitti di anime inquiete e tormentate. Tutta l'opera è giocata su una perenne inquietudine. Nel 1560 Elisabetta di Valois sposa Filippo II come suggello per la pace tra Francia e Spagna, senza però risolvere la questione dei ribelli delle Fiandre protestanti. Elisabetta però ama Carlo, il figlio del re, quindi figliastro. La vicenda si apre in un chiostro in Estremadura, in un'atmosfera segnata da tinte smorzate e severe. Vediamo la tomba di Carlo V, il nonno di Carlo e padre di Filippo II, che aveva abdicato anzitempo, e un Carlo che si aggira inquieto in questo cimitero, come sarà inquieto nella corrotta corte di Madrid. Struggente l'incontro e l'addio di Carlo con Elisabetta. Elisabetta è forte nel respingerlo, tenta di invogliarlo a ben altri valori civili, gli fa intravedere la speranza di una felicità futura. Il canto della donna è un canto dalle melodie lunghe, ampie, dolci, a testimoniare la certezza morale di questa Elisabetta. Accanto a lei e soprattutto accanto a Carlo, un altro personaggio di spicco, Rodrigo, conte e marchese di Posa, intimo amico di Carlo e suo confidente, vicino ai ribelli protestanti. Anche Rodrigo si esprime con frasi musicali aperte, schiette, con espressioni cantabili e ritmate. In questa vicenda entra anche la contessa di Eboli, una donna innamorata di Carlo, forse presunta amante di Filippo II, capricciosa, sensuale, frivola, che esprime queste caratteristiche con una vocalità acrobatica, fatta di trilli, gorgheggi, indugi, accelerazioni. È lei che ruba un cofanetto contenente l'immagine di Carlo ad Elisabetta, è lei che lo porta, lo fa vedere a Filippo II per gelosia, ma poi è sempre lei che maledirà la sua bellezza con un canto di dolore e di pentimento e si convincerà a salvare Carlo dalla furia del re. Statuaria la figura di Filippo II, travagliato, lacerato da scrupoli di coscienza. Lo vediamo nella cupa atmosfera dell'Escorial, in una notte fredda, fare un bilancio della propria esistenza. È l'orchestra a dare questo senso di freddo e soprattutto a farci sentire la sofferenza di un uomo che avverte la mancanza d'amore. Nella bellissima aria «Ella giammai m'amò». Filippo vive una scissione tra un potere totalizzante e i suoi affetti privati di uomo e di padre, ai quali non può cedere perché andrebbero a dissolvere le basi stesse della sua sovranità. Grandiosa la scena che vede Filippo II a colloquio con il grande inquisitore, un personaggio che Verdi aveva voluto vecchio e cieco, a segnare proprio l'ottusità della Chiesa.
Carlo deve essere giustiziato per aver osato porsi armato di fronte al re e al padre, insieme a Rodrigo. Fra i due si scambiano battute solenni che salgono sempre di un semitono ad aumentare la tensione espressiva. Entrambi bassi fanno a gara chi arriva al registro più profondo. Grandiosa è l'incoronazione di Filippo II nella cattedrale di Valladolid, pur a potere già preso. Tra fanfare e suoni di campane, un severo splendore sinfonico e corale segna sia l'incoronazione che l'erezione dei roghi per gli eretici. L'opera si chiude in modo particolare. Carlo V esce dalla tomba, vestito da re, con un manto regale, con la corona, e salva Carlo sia dalla punizione del re sia dalla condanna dell'inquisitore. In questo lavoro troviamo una raffinatissima analisi psicologica, un'intricata connessione di piani emotivi e di temi. Primeggiano le gradazioni della penombra, del crepuscolo, della malinconia. Tutti i personaggi ristagnano fra dubbi e macerazioni, con l'unica certezza del duolo della terra. Il linguaggio orchestrale è duttile, flessibile, dà proprio il senso alla parola e segue quindi le espressioni, il significato delle parole e le emozioni dei personaggi. Questa fatale scissione tra agire politico ed etica è vista da Verdi nello scorrere di un destino che è sempre da ascriversi nella dimensione del sacro. Nel 1871 vanno in scena al Teatro Chediviale del Cairo i 4 atti di Aida, con libretto di Ghislanzoni. La vicenda si svolge tra Menfi e nei pressi della città di Tebe nell'antico Egitto. Nel 1869 il viceré del Cairo, Khedive Ismail Pascià, chiede a Verdi, ormai famoso, la composizione di un inno da presentare nelle celebrazioni per l'apertura del canale di Suez. Ma Verdi rifiuta, dicendo di non scrivere musiche d'occasione, anche se sappiamo che in gioventù ne aveva scritte. Il Khedive insiste e affida le trattative ad Auguste Mariette. Il direttore del Museo del Cairo, un archeologo, un egittologo e un drammaturgo autodidatta, il quale a sua volta chiede l'intermediazione di Dulocle, librettista, in quel momento direttore dell'Opéra Comique di Parigi. Verdi allora accetta e traduce insieme alla moglie questo soggetto vergine. Nel grande carteggio e copioso scambio di lettere con Ghislanzoni, Verdi chiama tutto il lavoro riguardante quest'opera Affare d'Egitto e chiede al librettista di compiere un lavoro grandioso, da grande boutique, come Verdi soleva chiamare l'Opéra di Parigi. L'opera tuttavia viene rimandata di un anno perché i costumi e le scene si trovavano a Parigi, assediata in quel momento per la guerra franco-prussiana. Finalmente nel 1871 l'opera va in scena con grande successo. Ma Verdi non presenzia a questa prima perché adirato erano stati invitati personaggi politici in vista, critici e non la gente comune, come Verdi avrebbe voluto, tanto che il musicista considererà la prima quella della Scala del 1872. La storia si svolge su uno sfondo storico, anche se
Verdi avrebbe preferito rendere l'opera più intimista. La vicenda è piuttosto semplice. Aida, principessa etiope, è prigioniera degli egiziani, amata da Radames, generale dell'esercito egizio, contesa da Amneris, figlia del faraone, perché anche lei innamorata di Radames. Su tutto gioca una tinta esotica a definire un mondo lontano nel tempo e nello spazio, ma è interessante notare come nessuna nota orientale o egiziana sia presente. Verdi riesce a dare questa tinta solo con il timbro dell'oboe, dell'arpa, con il registro grave del flauto, con le oscillazioni fra tono minore e maggiore e con salmodie da chiesa. Le tinte esotiche sono riservate anche ai sacerdoti, quasi con una funzione alienante, a segnare la loro potenza e la loro ottusità. In questo lavoro abbiamo detto che Verdi avrebbe voluto più intimista. Ci sono addirittura ben 5 duetti che vanno a definire il rapporto tra i personaggi e le loro emozioni. Anche qui, come è successo in altre opere, Verdi costruisce la propria visione drammaturgica con visioni simultanee in senso verticale, piani simultanei drammaturgici e anche diverse fonti sonore. Ad esempio, da una parte abbiamo il tempio di Vulcano nel quale Radames viene condannato ad essere quasi murato vivo, cupo, freddo, dalle tinte grigio-verdastre, mentre sopra vediamo il tempio dei sacerdoti luminoso e risplendente. I piani distinti avvengono anche fra ambiti semantici diversi. Da una parte si parla del calore e dell'arsura dell'Egitto, dall'altra Aida ci richiama alle fresca luce della sua terra, alla natura etiope, luminosa e trasparente. 2 piani li abbiamo anche nella famosa aria Celeste Aida, che termina con un si bemolle acuto quando Verdi avrebbe voluto invece un pianissimo, una fine in pianissimo. Radames invece è continuamente preso dai suoi deserti interminati, lacerato fra l'ubbidienza alle leggi della sua patria e l'amore per Aida. Solo accettando la morte senza discolparsi, Radames può conciliare l'inconciliabile. Le contraddizioni umane vengono considerate umana illusione se si pensa che possano essere abolite. L'accompagnamento strumentale è raffinatissimo. Gli strumenti vengono fatti suonare in momenti essenziali e ben precisi. Pensiamo al bellissimo solo dell'oboe nell'aria O Patria mia, pensiamo alla presenza dei flauti nella danza sacra. La musica sfuma nell'ultimo atto e evapora, è un'espressione proprio di Verdi che userà anche per il Simon Boccanegra. L'ultima scena è costruita come una interminabile dissolvenza, in cui la cantilena del tempio, il lamento di Amneris, personaggio alla fine dolente e superstite, si fonderanno con il canto dei 2 amanti e il loro addio alla terra. Nel 1857 alla Fenice di Venezia vanno in scena i 3 atti più prologo di Simon Boccanegra.
Sul libretto di Piave, poi di Boito nella seconda versione per la Scala di Milano. Fonte Simón Boccanegra di Antonio García Gutiérrez. La vicenda si svolge a Genova nel 1339. Tra il prologo e il primo atto intercorrono 25 anni. La Fenice di Venezia aveva proposto a Verdi quest'opera già l'anno prima, ma Verdi aveva inizialmente rifiutato perché impegnato con le trattative per il San Carlo di Napoli e la Pergola di Firenze. Grazie alla spinta di Piave e soprattutto mandate a monte le trattative con questi due teatri e soprattutto il tanto amato progetto di musicare Re Lear, Verdi finalmente accetta di musicare questo dramma mai pubblicato in Italia, anche se c'era già stata una tragedia ammirata da Mazzini, un Simonino Boccanegra. L'opera si rifà a un personaggio realmente esistito, un doge di Genova salito al potere dogale nel 1339. Verdi stende il libretto e affida a Piave la versificazione, ma costretto a Parigi per questioni legali si avvarrà anche della collaborazione di Giuseppe Montanelli, un patriota esule a Parigi per motivi politici. Tornato in Italia, Verdi si reca a Venezia per la strumentazione, per le prove, per la messa in scena. Ma l'opera, fin dall'inizio, ha un clamoroso insuccesso. Viene considerata complicata, monotona, piena di canto declamato. E così sarà l'accoglienza anche in altre città, con pochissime eccezioni. Tutti gli echi della stampa sono concordi. Addirittura citiamo un Carlo Lorenzini, corrispondente per l'Italia musicale, che riferisce che il pubblico a Firenze aveva addirittura riso. Questo Carlo Lorenzini sarà quel Collodi che più tardi scriverà Pinocchio. Dopo l'ultima ripresa a Trani nel 1871, la partitura giace nei magazzini di ricordi. Piave, super criticato per i suoi versi, si ammala, lascia definitivamente Venezia e si stabilisce a Milano. Ma Giulio Ricordi torna alla carica. Verdi tuttavia è ancora restio nel riprendere in mano la composizione di un'opera, considerando finita la sua carriera con Aida e la Messa da Requiem. Sarà sempre Giulio Ricordi che, tenace, proporrà a Verdi una revisione dell'opera e soprattutto una riconciliazione con Boito. Verdi accetta e propone a Boito di inserire nell'opera e nella famosa scena del Senato che vedremo 2 lettere di Petrarca, chiamato Romito di Sorga. Petrarca aveva scritto 2 lettere contenute nei Familiaria, una al doge di Genova, Simón Boccanegra, l'altra al doge di Venezia, chiedendo loro di cessare le ostilità perché ambedue figli della stessa madre, Italia. Questo lavoro costituisce per Verdi una svolta decisiva. Abbandona i pezzi chiusi, il discorso musicale abbraccia tutta l'azione. Ma anche la messa in scena alla Scala del 1881 stenta a decollare. Sarà solo la Verdi Renaissance tedesca a ridare vigore all'opera e soprattutto ci sarà la definitiva consacrazione nel 1932 al Metropolitan di New York con la direzione di Tullio Serafin. L'opera si focalizza su una crisi di potere e di affetti familiari. Capovolge tutti i rapporti tra i personaggi
Il baritono ha per antagonista non il classico tenore ma un basso. Ci sono addirittura 5 voci maschili, delle quali 4 gravi. Abbiamo detto che Simon Boccanegra è una figura storica. Nel prologo vediamo l'elezione del doge a Genova sullo sfondo di lotte fra patrizi e plebei. Simone però non è interessato inizialmente a questa carica. Cerca Maria, la donna amata, dalla quale ha avuto una figlia. Maria che si trova prigioniera in casa del padre, Jacopo Fiesco, il quale più avanti scoprirà la fanciulla morta. Ignaro di questo, Simone va a chiedere a Jacopo Fiesco ancora una volta la mano di Maria. Jacopo chiede come condizione la restituzione della nipote, ma Simone riferisce che la bambina piccola, data in balia a Pisa, è scappata e di lei non se ne hanno più tracce. Intanto Simone viene acclamato doge. Passano 25 anni durante i quali Fiesco viene esiliato, vive sotto il nome di Andrea Grimaldi, adotta una bimba trovata orfana in un convento, alla quale dà il nome di Amelia, la vera figlia morta dei Grimaldi. Amelia, cresciuta, è innamorata di Gabriele Adorno, un patrizio, l'unico a conoscere la vera identità di Jacopo, appunto Andrea Grimaldi. Uno squillo di tromba annuncia l'arrivo di Simone, che dona ad Amelia la grazia per i Grimaldi esiliati. La giovane, presa da empatia, confida al doge di amare Gabriele, di essere insidiata da Paolo Albiani, un filatore d'oro che aveva sostenuto Simone per questa carica, e di essere orfana. Avviene un riconoscimento molto struggente, ma Paolo Albiani, scacciato da Simone, per vendetta fa rapire la ragazza. L'azione si interrompe con una grandiosa scena, quella del Senato. Simone convoca il Senato per chiedere un parere sulla pace con Venezia. Irrompe la folla. Gabriele è accusato di aver ucciso Lorenzino, un usuraio, vero materiale autore del rapimento, e insieme a Gabriele viene portato davanti a Simone anche Fiesco. Giunge sulla scena a sorpresa Amelia, sana e salva, che racconta del suo rapimento e accusa, se non apertamente, ma con dei cenni e con gli occhi, accusa Paolo come mandante del rapimento. Scoppia un tumulto fra patrizi e plebei. Simone invita alla pace. E vo gridando pace, e vo gridando amor. Ma questo concertato finale si apre poi su una scena di azione. Simone chiede ai colpevoli di farsi avanti e chiede addirittura a Paolo di maledire il colpevole, pur senza citarlo. Paolo è costretto a maledire se stesso. Bandito da Genova, Paolo riesce a convincere Gabriele e Fiesco ad uccidere Simone, ma sarà solo Gabriele a tentare di fare questo, fermato da Amelia. Avviene un chiarimento, però il doge è intanto stato avvelenato. Paolo è condannato a morte. Durante il tragitto per il patibolo confida a Fiesco di essere stato lui ad aver avvelenato Simone. Simone muore dopo aver fatto riconciliare Amelia con il nonno. I due uomini si riconoscono, si abbracciano, sia pur tardivamente,
e Gabriele è nominato nuovo doge. Il colore di fondo di questo lavoro è un colore malinconico, dato dalla preponderanza di tonalità minori. È un'opera di chiaroscuri. Tutto si contrappone. Da una parte la serenità del mare di Genova, sereno, calmo, considerato amico, la fiducia e l'ottimismo dei due giovani, Amelia e Gabriele, dall'altro il carattere superbo e inflessibile di Fiesco e un Simone sempre visto, focalizzato su atti di perdono, ansioso, struggente, che canta in tonalità di Mi bemolle o in Fa maggiore nei momenti lieti. Moribondo, Simone nell'ultimo atto ha qualcosa che assomiglia ad un assolo. La partitura quindi, come vediamo, oscilla sempre fra luce ed oscurità. Verdi si era raccomandato particolarmente queste sfumature come principio fondamentale di quest'opera, che va spegnendosi nel crepuscolo afoso del panorama. Simone muore mentre tutti i personaggi a proprio modo commentano l'agonia del doge, poi le voci si uniscono in un assieme e pur in questo finale cupo e amaro il sacrificio di Simone lascia una certa apertura con quel disincanto con il quale Simone vede per l'ultima volta il mare di Genova, quel disincanto che ha sempre contraddistinto i rapporti di Verdi con il potere. Nel 1887 alla Scala di Milano vanno in scena i 4 atti di Otello sul libretto di Boito da una tragedia omonima di Shakespeare. La vicenda si svolge in una città di mare nell'isola di Cipro nel XVI secolo, Cipro allora dominio veneziano. Verdi avrebbe voluto ritirarsi a vita privata, ma spinto dall'amica contessa Clarina Maffei, in qualche modo si decide a scrivere quest'opera, invogliato anche da Giulio Ricordi, che aveva cercato di invogliare il maestro a collaborare ancora una volta con Boito. Boito, oltre che librettista, era stato anche un compositore, un musicista. Nel 1868 aveva presentato il suo Mefistofele, venato di romanticismo nordico vicino alla scapigliatura. Boito era convinto del dualismo nell'uomo fra bene e male, in un eterno oscillare fra inferno e paradiso. Ma sarà solo dopo un anno che i due si metteranno veramente ad occuparsene di questo lavoro. Boito toglie tutto il primo atto di Shakespeare. Otello, Moro a Venezia, ritorna vincitore da una battaglia contro i musulmani. All'inizio fa fatica ad attraccare al porto perché c'è una furiosa tempesta, ma poi ci riesce e la sua vittoria è segnata da un trionfale esultate. Fuochi di gioia festeggiano la vittoria di Otello, solo Iago, alfiere, non è felice perché Otello ha promosso Cassio capitano al suo posto. Iago inizia in questo momento a tessere una sottile trama giocata su parole ambigue, tenute in sospeso, lasciate a metà. Insinua a un gentiluomo Roderigo di avere in Cassio un rivale, perché Roderigo era segretamente innamorato di Desdemona, la moglie di Otello. Chiede poi a Cassio, che viene degradato, di chiedere a Desdemona di intercedere per lui presso Otello. Riferisce a Otello di aver visto nelle mani di Cassio
un fazzoletto che Otello aveva regalato alla moglie. Dopo varie perorazioni in favore di Cassio, Otello è sempre più geloso, ma Iago continua ancora nella sua opera di persuasione. Convince anche Otello ad ascoltare una sua conversazione con Cassio su una cortigiana, facendogli credere che si tratti di Desdemona. Arrivano gli ambasciatori da Venezia e di fronte a loro Otello maledice la moglie e sviene. Intanto Desdemona, che viene malamente trattata, si ritira ferita nella sua camera, aiutata dalla fedele dama di compagnia Emilia, assolutamente allibita per il comportamento del coniuge. Otello invano cerca di chiederle ancora di discolparsi, Desdemona ancora lei invano non può, proclama la propria innocenza e Otello la strangola. Emilia arriva dicendo che Roderigo è morto nel tentativo di uccidere Cassio. Vedendo Desdemona morta, accusa Otello di aver ucciso un innocente, svela gli intrighi del marito che prontamente si dà alla fuga e Otello, dopo un ultimo bacio, consapevole di essere stato ingannato, si pugnala. Verdi avrebbe voluto togliere dall'opera i cori per dare anche a questa trama una maggior intimità, ma Boito insistette per farne parte integrante del dramma. Uno dei momenti particolarmente significativi, il credo di Iago, un assolo, un declamato melodico flessibile, un'aria fatta di parlato, i personaggi come lui vengono visti da Boito non malvagi per intervento satanico o diabolico, ma solo come conseguenza naturale del loro esistere. Iago si presenta con un declamato melodico flessibile che ci fa vedere che sfuma fra la natura malefica e la maschera melliflua e insinuante che adotta. Le sue parole ambigue vengono viste come veicolo di frode, veicolo di un uomo che vede il male in se stesso e negli altri uomini. Boito usa per lui un verso da scena rimato, cioè una libera disposizione fra endecasillabi settenari e quinari, e non il classico verso quinario che era convenzionalmente destinato a Satana, che userà ad esempio più tardi Carducci nel suo inno a Satana. La forza delle ambigue parole di Iago fanno da contraltare alle belle anime come Desdemona, che si rifugia nella fede, il suo Ave Maria di straordinaria semplicità che inizia con un mormorio liturgico, trasporta la giovane in un'atmosfera di libertà e di amore. Otello subisce le metamorfosi più pesanti, su di lui cade il peso di essere umano, combattuto fra Desdemona e Iago tra bene e male. L'azione dell'opera è una soluzione continua, senza numeri chiusi, anche se sono presenti parti separabili, sezioni separabili più grandi del solito. Verdi ci teneva particolarmente all'idea che fosse più importante l'espressione drammatica che la linea melodica. Molteplici quindi i registri e i colori dell'opera. Si passa da un declamato appena udibile a una massima esplosione vocale. L'orchestra è in continua evoluzione,
È lei che segna l'inizio dell'opera con un fragoroso accordo di undicesima sopra l'organo sostenuto, l'infuriare della battaglia, che ci dà l'idea quasi pittorica dei fuochi accesi per festeggiare la vittoria di Otello. È lei che ritrae l'empietà di Iago ed è l'orchestra ancora che magistralmente nel colloquio fra Iago e Cassio ci fa sentire quello che Otello pensa di sentire. Anche gli strumenti sono utilizzati in momenti particolari. I fiati in contrappunto rendono l'atmosfera cupa del castello, il corno inglese sottolinea il dolore di Desdemona dando un alone arcaico e desolato. Questo melodramma non rappresenta solo un dramma di gelosia e di amore-morte, ma incomincia a farci vedere quella componente distruttiva e disgregante di una società che sta andando verso il decadentismo che pure Verdi non condivide, ma certamente del quale aveva iniziato ad avere sentore. Nel 1893 vanno in scena alla Scala di Milano i 3 atti della commedia lirica Falstaff, sul libretto di Boito, ripreso dall'Allegre comari di Windsor di Shakespeare e da parti di Enrico IV, sempre di Shakespeare. La scena si svolge al Windsor agli inizi del XV secolo. Dopo Otello, Boito aveva cercato di convincere Verdi a riprendere il linguaggio musicale comico, scrivendo anche una lettera dicendogli: finire con uno scoppio di ilarità c'è da far strabiliare. Verdi non aveva più voluto usare questo linguaggio dopo il clamoroso insuccesso dell'unica altra opera comica giovanile, Un giorno di regno. Tuttavia, l'editore Ricordi riceve la partitura e nel 1893 l'opera va in scena. La vicenda si focalizza su Sir John Falstaff, che con i servi Bardolfo e Pistola troviamo ospiti nella osteria della giarrettiera. Volendo ancora mettere in atto le sue doti e velleità amatorie, Falstaff scrive 2 lettere galanti a 2 dame, Alice Ford e Meg Page, le quali, constatata l'identicità delle 2 lettere, decidono di porre in atto una burla ai danni di Falstaff, aiutate dalla comare Quickly e dalla figlia Nannetta. Entra in gioco anche Mastro Ford, il marito di Alice, che si presenta a Falstaff sotto le mentite spoglie di signor Fontana e gli chiede dietro compenso di conquistare la moglie per lui. Falstaff riceve l'invito a presentarsi a casa di Alice, qui però inizia un gioco degli equivoci. Le donne si accorgono dell'arrivo di Ford, nascondono Falstaff in una cesta da avvocato che prontamente gettano nelle acque del Tamigi che passavano sottostanti la casa. Ford quindi non trova Falstaff, ma trova invece la figlia Nannetta in tenero atteggiamento con il giovane da lei amato Fenton. Tutto si chiarisce e tutti si coalizzano per una seconda burla ai danni di Falstaff. La comare Quickly convince Falstaff ad avere un secondo appuntamento, questa volta con tutte e 2 le donne, in un parco a mezzanotte. Gli chiedono di travestirsi da cacciatore nero e qui tutti gli abitanti di Windsor, donne, bambini, uomini, si vestono da fate, da folletti, Nannetta da regina delle fate, e la vicenda improvvisamente si trasforma e ci porta su un piano fantastico. Falstaff viene tormentato da queste creature
gli si chiede di riconoscere i propri peccati, ma vedendo in due maschere i suoi servi, riconosce di essere stato ingannato. Tutto termina quindi in allegria. Anche la figlia Nannetta avrà la benedizione del padre a sposare finalmente il giovane del quale è innamorata e non il pedante dottor Caius. Falstaff detta la morale dell'opera. Tutto nel mondo è burla, l'uomo è nato burlone, nel suo cervello ciurla sempre la ragione. Siamo tutti gabbati. L'opera non è così tragica né comica, ma fluttua continuamente fra questi due opposti. Mai come in questo momento Verdi ha guardato con profondità gli intrecci e le passioni nella realtà umana. Falstaff è anche un saggio filosofo, consapevole che una superiore ironia possa fare da rovescio della medaglia e liberarci dal tragico. La canzone del paggio, quando ero paggio del duca di Norfolk, è un mesto ricordo di un'età perduta, giovanile, e la constatazione di una vecchiaia che avanza inesorabilmente. La musica è ricca di inventiva e di brio, flessibile, aderente alle sfumature della parola. Il parlando è vivace, le voci si rimandano continuamente le une con le altre e l'orchestra partecipa questo parlando generale con la capacità straordinaria persino di farci raffigurare la gestualità. Pochi i numeri chiusi, come la canzone del paggio. Per il finale dell'opera Verdi aveva pensato ad una fuga, genere principe della musica contrappuntistica, soprattutto nel periodo barocco. Con il crescere delle voci le parole finiscono per sovrapporsi, perdono il loro peso, si mescolano, diventano un gioco di suoni e quindi un semplice supporto. È la cifra di chi deve astrarsi dal quotidiano per superare la pesantezza del mondo. Questo momento finale è un inno alla leggerezza di chi non è più succube della vita. Giungono ad hoc le parole di Italo Calvino che nelle sue lezioni americane scrive: occorre vedere la vita con leggerezza, il che non significa superficialità, ma planare dall'alto sulle cose con quel disincanto che ci possa permettere di non esserne travolti e di non avere macigni sull'anima. Chiudiamo il nostro breve incontro leggendo pochissime righe. Nel 1901 Verdi muore. Le sue volontà. Ordino che i miei funerali siano modestissimi e siano fatti allo spuntar del giorno o all'Ave Maria di sera, senza canti e suoni. Non voglio nessuna partecipazione della mia morte con le solite formule. Ancora, nel 1918 Toscanini trova nella partitura autografa di Falstaff questa annotazione di Verdi: tutto è finito, va, va, vecchio John, cammina per la tua via, finché tu puoi, divertente tipo di briccone, eternamente vero, sotto maschera diversa in ogni tempo, in ogni luogo, va, va, cammina, cammina, addio. Su questo addio di Verdi a Falstaff, che crediamo anche di Verdi a se stesso e alla sua esistenza terrena, con questo mesto silenzioso sorriso, cifra di una saggia ironia, chiudiamo il nostro incontro pensando che ormai siano inutili altre parole. Per fortuna, quale straordinaria eredità resta la musica. Grazie della cortese attenzione.